Ci permetterà di risparmiare da quel debito che stiamo aprendo come Veneti di una cinquantina di milioni di euro ormai per questa vicenda. Una cinquantina di milioni di euro il debito aperto come Veneti per far fronte all'emergenza coronavirus. E così le tante donazioni, piccole o grandi che siano, sono una boccata d'ossigeno per le casse della regione. Ieri il presidente Zaia aveva parlato dei 5 milioni di euro devoluti dall'imprenditore padovano Ennio Doris. Oggi la notizia di un'altra famiglia di industriali veneti che si è messa a disposizione della regione. Si tratta di Franco ed Enrico Zoppas. Con questa donazione di 1 milione di euro ci permettono di comprare, che è esattamente quello che scriverò nella lettera che manderò loro di ringraziamento, ben 15 postazioni totalmente attrezzate per la terapia intensiva. Lo hanno fatto in maniera assolutamente immediata, mi hanno cercato loro, non mi hanno chiesto di avere pubblicità, però penso che sia giusto per due motivi, perché è giusto sapere chi fa ed è giusto che chi non ha ancora fatto sappia che c'è qualcuno che fa. Ma la solidarietà arriva anche dai cittadini comuni che, come accade spesso in circostanze simili, non si stanno risparmiando e con generosità stanno facendo le loro donazioni sul conto corrente della regione. Non tutti però, soprattutto gli anziani, in questi giorni riescono a procedere con il bonifico, anche se vorrebbero comunque contribuire, e per questo chiedono l'istituzione, come è accaduto in altre situazioni d'emergenza, di un numero di telefono solidale. Questo è un problema che stiamo affrontando, che è quello del numero con l'SMS solidale. E io ne ho già parlato, vedremo se riusciamo ad attivarlo. Il problema è che vi dico subito quale sarà, che nel momento in cui sarà attivato non sarà solo per il Veneto e quindi dopo dovremo andare a riparto.